Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella pillola splash del vostro Marietto Veneziano. Il titolo è Vengo a prenderti questa sera. Lo ripeto, il titolo della pillola è Vengo a prenderti questa sera. Ma perché questa pillola? Perché alcune volte nella vita alcune persone, soprattutto i genitori, prendono su di sé e a cuore i propri figli, non li avvelenano più e vengo a prenderti questa sera perché le nuore o i futuri mariti correranno a prendere i vostri figli mm, per loro. Perché? Perché vedono che sono figli che sono stati educati in modo corretto. Quindi, quando voi alla mattina vi alzate, il primo sogno che deve essere nel vostro cassetto è educare i vostri figli, le vostre future promesse, i vostri futuri frutti che cadranno vicino a voi e la gente vedrà di che pasta siete fatti, no? In modo che un giorno, quando ve ne andrete da questo bellissimo mondo, qualcuno correrà a prendere i vostri figli. E io vedo delle famiglie che si sono impegnate a ricostruire la mappa mentale dei figli e stanno facendo dei grandi lavori. Lì non ci vuole tanta magia, lì ci vuole saper fare, saper educare, prendersi per tempo e cercare di smantellare magari qualche DNA. Chiaramente le pulizie generali ci vogliono perché questo aiuta, qualche buon sigillo e qualche buon circuito bisogna sempre metterlo in atto, ma se volete un giorno sentire vengo a prenderti questa sera, no, chiaramente non da un Barrafus perché giustamente le energie si attraggono. Quindi se vi viene a prendere questa sera una mela mezza marcia, capirete che chi vi viene a prendere non è certamente un Padre Pio, un Sai Baba o un Gustavo Roy, vi verrà a prendere chiaramente qualcosa, o un cabalista, chiaramente vi verrà a prendere qualcosa di... Allora, cari miei, bisogna lavorare, bisogna sempre alzare le maniche per cercare che un giorno, quando sentirete mi vengono a prendere questa sera, sapete che verrà qualcuno di qualità, qualcuno che anche voi vorreste aver incontrato nella vita. Allora attiviamo subito questo circuito perché questo circuito toglie le energie negative in casa. Se avete a fianco voi una palla al piede, una zavorra, il marinetto questa cosa non lo dice, però se voi pensate di avere una zavorra, una palla al piede, come si suol dire, allora attivate questo circuito. Un altro circuito importante è quello per liberarsi degli spiriti di povertà, di vittimizzazione, quelli della serie. In questo mondo capitano solo a me. No, non è che capita solo a voi, è che se siete stati distratti male, di conseguenza, chi vi è venuto a prendere quella sera, quel giorno, era meglio che bucava la gomma. Il vostro Marietto vi consiglia anche un libro quasi introvabile, però per quegli amanti, ecco, il libro, questo qua, questo libro, mettiamolo bene a favore, il gran libro di magia della Rebis. Chiaramente io li consiglio perché? Perché molte persone magari si trovano a metà del guado, hanno iniziato nel mondo esoterico a fare qualcosa e hanno bisogno di una spiegazione. Però per mettersi dietro a studiare ci vogliono anni. Non è che uno compra un libro, un tappeto col cerchio, non so, una spada, salta dentro il cerchio e incomincia a fare invocazioni. Signori, la cosa è seria. Quindi io do degli spunti, no? Però è chiaro che poi dovete fare tutte le cose con i crismi. Prima di iniziare a fare un rito di alta magia o scimmiottarlo ci vogliono anni di preparazione animica. Non è che saltate su perché avete comprato una spada, un triangolo magico, quattro candele colorate e iniziate a scimmiottare il degardo maledetto veneziano. Ci vuole esperienza, però da qualche parte bisogna iniziare. Vi consiglio questo libro che è quasi introvabile, no? Ed è un libro per magisti di alto livello. Riprendiamo il nostro discorso del vengo a prenderti questa sera.
Quindi quando sentirete la vostra figlia, vostro figlio che o vanno a prendere o viene a prendere qualcuno, vi ricordate che il se, cioè non insieme, il frutto assomiglia all'albero e cade vicino. Quindi se voi istruite bene i vostri figli, sicuramente quel giorno che vostra figlia o vostro figlio vi dirà che andrà a prendere qualcuno, molto probabilmente sarà qualcuno di qualità. Altrimenti, cari miei, sapete il numero di telefono di Legare Amaretto Veneziano, noi siamo qui per voi e se sapete una buona preghiera, se quel giorno invece di aiutare i vostri figli vi siete girati su Netflix o Prime, beh, quel giorno, cari miei, noi per voi ci saremo, non vi abbandoneremo. Grazie e alla prossima.